Calcionopoli 24 e si prepara più N. Sì, salve mister, eccomi. Sì. La prima che volevo farle è su Piotr Zielinski, un ragazzo che forse l'anno scorso rispetto alle sue potenzialità ha fatto un po' fatica. Le farà un discorso motivazionale? Sono forse quelle le corde da toccare per la prossima stagione? E poi volevo chiederle, prima abbiamo fatto dei nomi, Mertens che è in dubbio ma non solo, se si sente tranquillo di quelli che potrebbero essere i sostituti su cui sta lavorando la società, senza chiaramente fare nomi. E invece a Cristiano Giunto gli volevo chiedere... No. 3 domande non ce la facciamo, se no togliamo spazio. È brevissima, ne ha già parlato solo della difesa, volevo chiederle il profilo che state cercando come quarto, se è semplicemente uno giovane o dipende, nonostante l'ha definito incedibile, dal futuro di Koulibaly. No, il quarto è un calciatore che ci deve piacere, è un calciatore funzionale per il nostro progetto, non necessariamente così giovane, un'opportunità comunque. Comunque noi non ci dimentichiamo che abbiamo investito molti soldi quest'anno nel mercato, perché abbiamo preso Kvaratskhelia e Oliveira e abbiamo riscattato Anguissa, quindi comunque dobbiamo fare molta attenzione, però insomma questo non vuol dire che non si debba prendere un calciatore funzionale al nostro progetto e anche alle esigenze del mister. Da un punto di vista mio, naturalmente io sono soddisfatto perché ho visto che loro stanno andando a lavorare per completare anche la rosa in quelle posizioni che l'anno scorso abbiamo un po' sofferto. Poi è chiaro che essendo un mercato che si allunga come tempistiche, bisogna essere sempre pronti a fare delle valutazioni e a svoltare all'improvviso in base a quello che succede, perché se parte un giocatore forte da una squadra forte, poi a catena naturalmente si scatena questo mercato che riguarda quel ruolo. Zielo è un calciatore forte che soprattutto deve ritrovare quella sua qualità che aveva precedentemente di essere disposto a fare tutto, e se posso lo ritiro qualche metro indietro da quel ruolo di trequartista, perché da una valutazione tecnica lui ha bisogno di spazi ampi per andare poi a raccattare il meglio delle proprie qualità, per cui ci sarà da vedere poi come verrà completata la rosa, che qualche volta saremo costretti a giocare con il vertice basso, qualche volta con il sottopunta, e di conseguenza verranno fatte delle valutazioni. Ma lui, come tutti gli altri, ha dato il suo contributo, però è giusto quello che lei dice, che ha potenzialità superiori a quello che ha fatto vedere.